In Kuwait, presso la base di Al Salem, proprio mentre vi parlo, è in atto un movimento di personale di 239 militari verso l'Arabia Saudita per alleggerire il dispositivo, pur mantenendo una capacità operativa essenziale. Rimarranno 82 dei 321 militari. Sta lasciando il Kuwait una parte dei 15 militari del 51esimo stormo di Istrana che da una settimana si trovano nel bunker della base aerea di Ali al-Salem sotto attacco da parte dell'Iran dopo l'offensiva di Stati Uniti e Israele nel paese degli Ayatollah. A comunicare il trasferimento lo stesso ministro della difesa Guido Crosetto, riferendo alla Camera: da più parti nei giorni scorsi si era invocato il ritiro dell'aliquota proveniente dalla base trevigiana nel Golfo Persico per attività antiterrorismo e ritrovatasi coinvolta nel conflitto. Un missile ha distrutto gli alloggi dei militari, costringendoli a rimanere rinchiusi nel bunker senza cambi e con scorte alimentari contingentate per un massimo di 10 giorni. Parte di loro, il numero non è stato precisato, sta dunque raggiungendo l'Arabia Saudita, gli altri per il momento rimarranno in Kuwait. Complessivamente, ha fatto sapere il ministro, stanno lasciando il paese 239 militari su un totale di 321. Lo stesso sta accadendo in Qatar, Bahrain, mentre in Libano si sta valutando la situazione pronti a evacuare i militari italiani via mare. La notizia della progressiva messa in sicurezza dei militari di Istrana fa tirare un primo sospiro di sollievo in un quadro generale che rimane comunque estremamente complesso. La base in Kuwait è stata raggiunta da un'ondata di missili e droni, con i militari italiani e tra essi l'aliquota di Istrana fatti bersaglio a tutte le ore. Da lì la richiesta incrociata di forze politiche e sindacati di categoria di mettere in sicurezza loro come gli altri contingenti dislocati nei territori a rischio.